purtroppo ha subito un shock e che si è venuto fuori tutte le vessighe in bocca. Dice il dottore che fa, il dottore dice purtroppo mica tutte queste ulcerette in bocca, ma dice per far andare via. Purtroppo sono spiacente di informarla che il tipo di patologia che lei ha tutta la cavità orale infiammata. Pertanto l'alimentazione per via rettale. Scusa, dice. Scusa dottore, ho anche il tutto città. Dove sei che c'è sta via rettale che mi sta? Perdoni, lei deve mangiare da dietro. Da dentro dove? Dal sedere? Dal culo, dice mamma. E mi va via mi si in bocca. Si dice perché non sforza l'apparato mastico-facciale. E se chiede di mangiare per il culo, fa frullato, dice venga fra un mese che facciamo il controllo. Va bene, dice, no, io che ho fatto un mese che abbiamo mangiato questa empiria sul culo. Da ridere, è serio. Si presentano in reception l'ospedale che fa non dire cerca del dottore credo che avevo problemi in bocca. Ah sì, secondo piano, dice prima porta a sinistra. Ah, vedi. E il batte se la porta avanti. Dottore, buongiorno. Oddio come sta? Dice non è mai, no? E che fa, posso accomodarmi? Prego, prego. Esatto. Come sta? Vale. Neanche una visita. Ho spettacolo. E comunque ingrassa. Guarda che poi rossa e bianca che ho fatto. Ma come si sente? Io mi sento bene, dice, non mi pare neanche vero, dice, è un po' fastidiosa e piglia sul culo, ma insomma. E dice, ma adesso cosa ha preso un tic? Che tic? Dice, no, che sta saltando sulla sedia. Ma no, vedo se devo masticare un caucciù.